Allora, cari amici, salve a tutti, salve a tutti. Oggi voglio sottoporre alla vostra attenzione, soprattutto all'attenzione di tutti i poeti rimatori, i cosiddetti poeti tradizionali, perché ormai si usa fare questa distinzione tra il poeta, il poeta che non utilizza delle convenzioni metriche nei suoi scritti e quindi utilizza un verso sciolto o libero appunto da queste convenzioni, e chi invece utilizza la metrica come forma, la rima. Ecco, ormai c'è questa netta differenza, quasi quasi quelli che ormai utilizzano la rima sono tradizionalisti e sono, per così dire, superati, mentre chi ormai scrive a volte per il solo gusto di incolonnare parole su un foglio, perché molto spesso si leggono delle parole sciolte che sono veramente molto sciolte, che non hanno testa e coda. Quindi io voglio sottoporre alla vostra attenzione appunto, ecco, questa poesia, questo sonetto che io ho scritto ieri e che prende il titolo La metrica è una scienza. Io vorrei capire da voi, rimatori, poeti tradizionali, ecco, se siete d'accordo con me, perché io a volte leggo dei poeti che cercano di scrivere in metrica e rima, ma non ci riescono molto bene perché probabilmente non sono a conoscenza delle regole e delle tecniche della metrica. Ecco perché dico che la metrica è una scienza, perché o la si conosce oppure la si odia. Ecco, chi la conosce, se non riesce ad accettarla, la rifiuta. Quindi dico che le strade alla fine sono sempre due, o che non si accettano le regole, oppure perché non si capiscono le regole che in realtà sono previste appunto dall'utilizzo della metrica e della rima. Allora, questa poesia è molto semplice, è una poesia in cui io dico: la metrica è una scienza e va studiata, come si fa con le materie a scuola. Con la canusce curri, sata e vola e scrivi versi senza ciuppicata. Con sillabi, l'accenti, la parola, lo verso duci con la sorrimata diventa come un'opera infatata che scoti, che diverti, che consola. Le regole ci sono e sono tante, con li capisci trova lo suo cielo. Chi non le sa invece cancia via. La metrica è la scienza più elegante, per i poeti è leggi ed è Vangelo, ma per tant'altri è solo sfernicia. Ecco, questo è un sonetto che io ho voluto comporre proprio a difesa invece dei poeti che utilizzano la metrica e la rima e a maggior ragione che conoscono le regole, quindi conoscono la dialefi, la sinalefi, insomma conoscono lo iato, conoscono quando le vocali tra una parola e un'altra non si incontrano e quando invece queste si fondono. Ecco, e poi conoscono, ecco, la collocazione delle sillabe e degli accenti che deve essere, di cui deve essere formato un endecasillabo, per esempio. Ecco, io di questi poeti li prendo sempre in considerazione, gli do sempre la massima considerazione, perché fanno uno sforzo incredibile. Molto spesso ci si imbatte anche in chi ti dice: ma tu vedi, fai la metrica, fai la rima, sei ingabbiato, non riesci. Una parte di verità c'è, per l'amor del cielo, anch'io ho sperimentato il verso libero, però posso dire questo, che la gabbia a volte può essere anche sinonimo di libertà. Ieri ho scritto, quando proprio ho pubblicato questo sonetto su Facebook, ho scritto che nella rigida legge di un endecasillabo scorgo l'infinito, cioè a volte la gabbia può essere invece gabbia di libertà. Ecco, il poeta bravo non banalizza mai i suoi versi, anche quando questi sono in rima e in metrica, quindi quando questi sono ingabbiati all'interno di una forma. Ecco, il poeta bravo, il poeta che studia, il poeta che non è, gli direbbe mia madre, Guararedda a primo vuglio, cioè che scrive così immediatamente di getto la poesia e non la rivede. Bisogna sempre rivedere la poesia,
smussare magari qualche angolo, e la lettura più volte, la lettura ci aiuta nella sistemazione di qualche parola magari che potrebbe stare meglio rispetto a un'altra, qualche parola magari più poetica che potrebbe dare di più a livello di lirismo all'opera, al posto di qualche parola invece che magari potrebbe banalizzare l'opera. Quindi io dico sempre, quando si tratta di poesia, che essa sia in rima o che essa sia in verso libero, è poesia, è poesia. La poesia emoziona, la poesia può divertire, insomma la poesia deve consolare, deve far riflettere, ma deve suscitare un'emozione, ecco, di qualsiasi genere. Se questo non succede, difficilmente siamo davanti ad un'opera poetica e magari siamo davanti a dei versi, che è già nobile chiunque si metta a scrivere versi, ecco. E anche se etimologicamente chi scrive versi è chiamato poeta, non è detto che poi poeta significa fare della poesia. Ecco, questo è estremamente importante. Poeta non significa poesia, ok? Mentre per fare la poesia c'è comunque bisogno del poeta. Ecco, io spero che con questa poesia, con questa mia riflessione, si possa aprire anche un piccolo dibattito, ovviamente per chi magari la può pensare diversamente. Io difendo qualsiasi forma di poesia, perché ripeto, quando c'è poesia, la poesia è a prescindere dalla lingua utilizzata, a prescindere dalla forma utilizzata. Quando è poesia, è poesia. Ecco, con questo, cari amici, io vi lascio, sperando sempre di avervi fatto cosa gradita, così, due paroline su poeti e poesia, per così alimentare un pochino, come dire, a volte troppo spesso silente e appiattito il mondo della cultura poetica. Vi saluto, vi abbraccio, un bacione e a risentirci.